Marco Berri, celebre volto di Lucignolo, di scena La nave de Vero. Questo è uno degli spettacoli gratuiti offerti dal centro commerciale che sabato sera ha fatto riempire la piazza del nuovo polo di Marghera. Ormai dimenticato l'assalto del primo giorno che ha registrato l'arrivo di 50.000 visitatori, La nave de Vero ormai veleggia con una consistente affluenza, anche se gestibile, e lo spettacolo di Marco Berri, gratuito, ha contribuito ad animare il sabato sera di molti veneziani. Alla nave de Vero c'è un'inaugurazione veramente eccezionale, perché ci sono i grandi della musica, ci sono i grandi del cabaret e poi c'è il cialtrone che stasera, però è interessante perché poi alla fine l'idea è proprio di arrivare qua nella piazza del centro commerciale e di divertirsi, di stare un po' in famiglia, questo è un po' l'atteggiamento. Spettacoli a parte previsti tutte le sere, La nave de Vero sta registrando commenti discordanti. La convenienza l'ho notata soprattutto rispetto agli altri centri commerciali e anche come supermercato mi sembrava molto bene. Ci sono tanti negozi e insomma l'imbarazzo della scelta c'è. Solo una lamentela, se ci fosse anche un autobus che da Venezia a Piazzale Roma arrivasse fin qua, sarebbe più utile anche per i veneziani che sicuramente sono interessati a venire in questo spazio. Noi siamo solo venuti a cenare qua, per la curiosità di questa grande iniziativa che sicuramente ha portato posti di lavoro che noi siamo molto felici per i ragazzi giovani. Magari adesso perché è l'inizio allora mettono sconti, poi si vedrà. Non abbiamo fatto acquisti, siamo solo venuti a vedere. L'appuntamento serale con gli spettacoli però finora è piaciuto a tutti. Amici di Televenezia, ciao, mi raccomando, tornate qua, in questo centro commerciale ci sono dei grandissimi artisti che si esibiranno su quel palco. Ciao, amici di Televenezia, yahoo!